Buongiorno da Taglio di Po, 18° Fondo Delta del Po, patrocinato dalla Regione del Veneto. 350 ciclisti da tutte le parti del Veneto e dell'Emilia hanno partecipato a questo circuito che era diviso in due parti, un percorso di medio fondo di 110 km e un percorso cicloturistico di chilometri 68. Dedicato alla memoria di Gianni Mosca, primo presidente di Ciclo Delta, era la terza prova del Criterium Veneto, seconda prova del campionato provinciale AXI e 10° trofeo dei cicli viviani, con la partenza appunto da questo negozio tra i più quotati per quanto riguarda le attrezzature ciclistiche del Veneto. Grande anche la partecipazione femminile e tutte le atlete sono state premiate dal sindaco Laila Marangoni di Taglio di Po e dall'assessore allo sport Federico Vendemmiati del comune di Portotolle. Siamo qua con il presidente Rinaldo Spadin di questa compagine Ciclo Delta. Cosa dobbiamo aspettarci di questa 18ª straordinaria rassegna? Che dire, giornata bellissima, affluenza, siamo molto contenti, oltre 350 iscritti, mi sembravano tutti contenti stamattina. No, ricordiamo che quest'anno ci sono partecipanti della vicina Emilia, sì, quindi tra l'altro non solo provincia di Ferrara, poi certo, anche a Imola abbiamo visto atleti del Piemonte, moltissimi del Veneto, Treviso, Padova, Venezia eccetera, quindi un successo sì, veramente consolidato per festeggiare questa 18ª. Sì. Devo dire, questo è il secondo anno che partecipiamo al Criterium Veneto, quindi questa organizzazione di un circuito su 15, credo 15 se non sbaglio, gare collegate con un premio poi a fine di tutto il circuito. Quindi la partecipazione, sì, come dicevi Aleandro, arrivano da un po' da tutto il Veneto e anche da fuori regione. Io però ci tengo a ringraziare gli amici, perché siamo tutti amici qua delle varie società qua del territorio. Questa è una zona molto ricca di ciclisti. Ricordiamo che tra l'altro è anche un motivo per far conoscere il nostro territorio, si parla sempre di marketing territoriale, avete fatto due percorsi, uno 68 km un po' più veloce che è solo sull'isola di Ariano e un altro importante che praticamente tocca anche la parte di Portotolle e la fa straordinaria Sacca di Scardovali. Complimenti. Sì, devo dire anche oggi almeno qua vento non ce n'è, perché la Sacca è famosa per il vento, chi la conosce ma sicuramente i ciclisti qua della zona la conoscono benissimo, è molto insidiosa per il vento. Oggi credo proprio che si divertano a pedalare su queste strade, su questo nostro territorio che è stupendo e non devo dirlo io. Con il sindaco Laila Marangoni, una giornata di festa, una giornata di sport a Taglio di Po. Quanto è importante queste manifestazioni, queste cose fatte nel suo paese anche per fare un marketing territoriale come abbiamo parlato prima. Certamente è importantissima perché con questa manifestazione accogliamo persone dalle province limitrofe ma anche più in là, di conseguenza mostriamo loro quelle che sono le bellezze del nostro territorio ed è una cosa bellissima questa da fare. Grazie a tutti gli organizzatori e devo dire un grazie speciale a Cicli Viviani perché si sono impegnati moltissimo, dedicano e ci ospitano in modo meraviglioso e offrono anche l'opportunità di visitazione delle ultime novità che il ciclismo offre. Logicamente.